Bentrovati anche oggi, è il momento della nostra nutrizionista Giulia Pera per i suoi preziosissimi consigli. Dottoressa, oggi nella nostra puntata abbiamo parlato di gamberetti, appartengono alla famiglia dei crostacei, possiamo dirlo, sono buonissimi, sono gustosi, fanno bene sicuramente, però attenzione, non tutti possono mangiarli in quantità, è vero? Sì, ciao Desiree, è proprio vero, i gamberetti sono un alimento sì ipocalorico, quindi in realtà come calorie siamo intorno ai 106 kcal per 100 grammi, sono un alimento ricco di proteine di elevato valore biologico e ricco anche di fibre, ma attenzione al colesterolo. Hanno un contenuto di colesterolo da non trascurare, intorno a 105 milligrammi per 100 grammi, quindi attenzione soprattutto a chi magari deve stare attento al colesterolo. Si possono consumare anche crudi i gamberetti, giusto, dottoressa? Si possono consumare crudi, perché no, possiamo preparare degli antipasti, quindi sono molto versatili. Ok, dottoressa, anche oggi devo dire questa dei gamberetti non la sapevo, questa del colesterolo, quindi attenzione a chi soffre di colesterolo alto, dobbiamo dire non eccedere con i gamberetti. Perché la porzione in realtà è quella che diciamo, è fondamentale, possiamo mangiarli in realtà, ma dobbiamo comunque attenzionare la porzione, quindi non più di 150 grammi per pasto. Però sono buonissimi i gamberetti, dottoressa, grazie, ci vediamo alla prossima allora. Alla prossima.